Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Dato che non uniscono, dopo passiamo. Buona serata dal comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, è proprio il caso di dirlo. Buona serata, fredda serata dal comunale d'Agostin, dove si gioca l'11ª giornata, o meglio si gioca il recupero dell'11ª giornata per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pievigina, formazione di casa, che affronta quest'oggi niente po' di meno che la seconda della classe, ovvero il San Donà 1922, che ha 27 punti in classifica, al pari del Porto Mansuè, che ha agguantato nuovamente il San Donà, però il San Donà con una partita in meno, mentre il Porto Gruaro ha 29 punti. È partita fondamentale per entrambe le formazioni, ma questo lo avevamo detto anche domenica quando ci siamo ritrovati qui per commentare la gara contro il Montello per il San Donà di Piave. In quel caso doveva vincere l'Eclisse per recuperare punti, poteva vincere il Montello per cercare di sollevarsi un po' dalla sua classifica bruttina, così è stato, cioè con la vittoria della formazione di casa, 3 punti importanti che trascinano l'Eclisse Careni Pievigina a 9 punti, la formazione di Stefano Della Bella 9 punti, poco più in su c'è il Vittorio Falmec con 14 a pari dell'Istrana e dello Pitergina, anche loro hanno delle partite in meno tranne il Vittorio Veneto. Squadre che stanno già per entrare in campo, e allora andiamo subito a vedere quali sono le formazioni che i due mister hanno scelto. Cominciamo da Giulio Giacomin, tecnico del San Donà 1922, che ha scelto questi 11: Memo, Donadello, Cadamuro, Veglianiti, Fortunato, Abchka, Stefani, Scroccaro, Mazzon, Scarpi e Manente. In panchina con Giacomin troviamo Bettin, Maran, Rossi, Damo, Santo, Momentè, Carli e Guizzini. L'11 di casa invece è schierato in questa maniera da Stefano Della Bella: Della Colletta, Segat, Demin, Damuzzo, Mognon, Moretti, Basso, De Faveri, Ianco, De Zotti e Floris. Con Stefano Della Bella in panchina troviamo Casagrande, Longo, Angelo Casagrande, Lorenzo Francesconi, Sanè Adamà, Tomasi, Band, Frozza e il nuovo arrivo in casa Eclisse, ovvero Fatmir Sakayeva, proveniente dal Vittorio Veneto, una delle ultime squadre dove ha militato, ma comunque Sakayeva con un passato anche importante. È un classe 96, è uno che la porta l'ha anche vista, la vede, continua a vederla, speriamo sia così anche qui in quel dell'Eclisse, dove un giocatore da affiancare a Ianco in splendida forma quest'anno servirebbe come il pane. E allora arbitrano l'incontro il signor Roberto Carrisi della sezione di Padova, che è coadiuvato dal primo assistente Paolo Ndoia della sezione di Bassano del Grappa e da Luca Zanin della sezione di Vicenza. È tutto pronto per godersi questa partita. Vi dicevo, San Donà vuole vincere perché con 3 punti balzerebbe in testa alla classifica. L'Eclisse vuole vincere perché andrebbe a 13 punti, avvicinerebbe il Vittorio Falmec e andrebbe mercoledì prossimo ancora ad un turno infrasettimanale a giocarsi un po' tutto contro il Città di Caorle La Salute. Inizia la gara qui al comunale d'Agostin di Pieve di Soligo e speriamo sia una bella partita da vedere e da commentare, soprattutto per i tanti amici che ci stanno seguendo da questo momento sul nostri social. E allora andiamo subito a scoprire come si è messa la formazione
di Giacomin, che è in maglia intanto regolare, calzoncini azzurri, maglia bianca celeste, mentre il portiere in un fosforescente color giallo. Dalla parte opposta risponde la formazione di casa con la classica tenuta rossa con banda giallo-rossa per l'appunto, e della Colletta in fosforescente color verde per quanto riguarda il portiere di casa. Prende palla ancora la formazione del San Donà, che è partita bene in questo campionato ed è partita bene così andando a collezionare diverse vittorie. Poi ci sono stati degli alti e bassi che hanno costellato appunto questo inizio di campionato, però è ancora troppo presto per dire che il campionato sia chiuso, sia finito per quanto riguarda il Porto Gruaro, che è in vetta, e il San Donà ed il Porto Mansueto che stanno lottando lì di dietro. Ricordiamoci che c'è anche il Treviso che ha cominciato a macinare punti e vittorie importanti, quindi è ancora un campionato totalmente aperto, totalmente bello da vedere e da seguire. Palla che viene gettata fuori da Segat, palla che quindi va ad essere giocata da Veglianiti con le mani per il compagno di squadra, gioca Fortunato, Jacopo Fortunato, adesso classe 90, un giocatore di esperienza questo, che alla formazione del San Donà naturalmente serve e molto. Viene in avanti ancora i veneziani salgono in avanti con questa azione partita dalla fascia destra del campo, viene bloccata dalla difesa del Careni. Buona la palla giostrata con due tocchi in linea, adesso prende un pestone involontariamente il giocatore del San Donà di Piave, che aveva palla tra i piedi, stava aspettando di girarsi per liberare la zona, gli è andato contro De Faveri mi pare, e quindi si è ripreso con una punizione battuta dalla formazione ospite, che viene in avanti sempre sulla fascia destra del campo, manovrando e cercando risoluzioni per aprire subito il match. Naturalmente stimoli diversi chiaramente per le due compagini. Veglianiti porta il pallone, Veglianiti che ancora va dalla parte opposta per cercare di aprire la difesa ed il centrocampo della compagine di casa, che si è ben barricata, si è ben chiusa. Linea difensiva da 4 a 5 perché scende anche Moretti a dar manforte. Prova a verticalizzare ancora una volta, ma è ancora una volta Segata ad avere la meglio sull'attacco del San Donà di Piave. Partito un po' contratto il San Donà, stenta a trovare le trame di gioco, ma chiaramente vuole far aprire e vuole trovare spazi. Adesso c'è questo intervento che secondo me era falloso al 100%, e ancora per la seconda volta il numero 4 Veglianiti, forse bisognerebbe dirglielo che le mani bisogna lasciarle a casa in questo caso e non posarle sull'avversario. Lo ha fatto per 2 volte, la seconda volta l'arbitro ha dovuto per forza fischiare. Mognon, tutto dalla parte di Moretti, che va ad incunearsi pericolosamente in un budello. Mognon ancora alza la testa, guarda la posizione dei suoi, era buono questo lancio, questa sventagliata, trova con il colpo di testa la difesa del San Donà, che va a mettere fuori il pallone, rimessa in gioco per la compagine di casa. Si fa vedere De Zotti ancora con il numero 7 Basso, uno degli ultimi arrivati in casa Eclisse. Prova ad andare dentro e ci riesce anche molto bene il tiro del numero 8 di De Faveri, che si è incuneato. È la prima sortita in avanti di De Faveri al 5° minuto di gioco. Oggi abbiamo, grazie al collega della tribuna di Treviso,
oggi abbiamo un cronometro enorme, quindi non possiamo sbagliarci sul tempo. Quinto minuto quindi con Basso che è andato al tiro fuori di poco, prima occasione per la compagine di casa. Blocca ancora lì il gioco con Jacopo Fortunato, che è chiamato lui a fare il gioco e a provare ad inventare qualcosa dalla sua esperienza. Sulla fascia destra del campo risponde il Sandonà, ma il campo finisce e il pallone termina sul fondo. Potrà giocare adesso Della Coletta il rinvio. Ancora in avanti la formazione di casa con Janko che prova a sistemarsi il pallone, subisce una spinta da Tergo, l'arbitro non è di questo avviso, lascia andare, arriva Moretti a respingere il tentativo di imbucata e mette la palla in fallo laterale. Bravo Damuzzo, Moretti ancora, Moretti vuole la catena di sinistra, ma questa volta viene bloccato lì, e allora ancora una volta da Veglianiti per trovare Scroccaro, poi in dietro Scroccaro, attenzione a Fortunato che non si era accorto dell'arrivo di Janko, che aveva capito le intenzioni del giocatore del Sandonà. È andata bene alla compagine di casa, può riprovare adesso a venire in avanti ancora una volta sulla fascia destra del campo, aveva cercato di tenerla, pallone che invece sfugge ancora lontano, ed è la seconda volta che su quella fascia ci provano ad andare in velocità. Si alza anche Giulio Giacomin, tecnico del Sandonà di Piave, che prova a spingere i suoi suggerendo qualche cosa, mentre Consueta posa per Stefano Della Bella in ginocchio, anche lui a spingere i suoi giocatori, i suoi calciatori. Esce dall'area della Coletta, una stagione particolarmente difficile da come è iniziata per l'Eclisse Careni Pivigina, soprattutto sotto il profilo degli infortuni, degli stop di molti giocatori. Qualcuno se n'è andato, qualcuno è arrivato, insomma qualche cosa si sta muovendo nuovamente, quindi gira tutto per Veglianiti. Fortunato, ancora Veglianiti a trovare Scroccaro che converge al centro, poi il pallone gira ancora, gira molto bene per quello, bravissimo, buono l'anticipo di Demin che viene in avanti, palla bloccata, palla che termina fuori. Allora era stato bellissimo questo anticipo netto della difesa della formazione di casa. Indietro tutto ancora per Della Colletta, che va su Segat, pressing altissimo e favorevole alla formazione ospite, che va in pressing, va a disturbare il tentativo, la possibilità di rinvio. Scroccaro che ha iniziato bene il match, buona la spizzata di Janko, purtroppo termina fuori. De Zotti non riesce a riconquistare palla, e allora dalla parte opposta ci prova ancora il Sandonà di Piave. Partita che dopo 9 minuti, quasi 10, fa vedere che le due squadre giocano questa gara a viso aperto senza dubbio. Se vogliamo fare un'analisi, diciamo che a rischiare di più, mentre cerca di andarsene ancora sulla fascia ma viene bloccato Cadamuro,
chi rischia maggiormente è sicuramente la formazione del Sandonà, mentre l'Eclisse ha nulla da perdere, insomma vuole fare la sua partita, vorrebbe cercare di fare il risultato, ma chiaramente sa di affrontare una squadra fortissima come il Sandonà, che adesso prova a mettere giù ancora il pallone dalla parte opposta. Intervengono tutti, Scarpi, Manente, Mazzon, per provare a spingere ancora una volta sulla fascia destra di competenza, ma anche ancora per la terza volta la palla termina lunga e fuori. Due punte per l'Eclisse lì davanti con De Zotti e Jürgen Janko, mentre parte un pochino più decentrato il numero 11 Floris, che non è una vera punta vera e propria, però dà sostegno, l'appoggio, perché il colpo di testa nulla di fatto, può ripartire ancora Janko che conquista palla, bravo, perché vede un bel canale vuoto e allora ci si buttano dentro quelli dell'Eclisse. Bene ancora per De Faveri, dietro per Basso, ancora i due che dialogano, De Faveri la mette dentro molto bene, Janko! Ed è il gol di Janko, splendido gol di Janko ancora una volta, signori, lo abbiamo detto, lo abbiamo criticato negli anni passati, ma bisogna crescono tutti, anche lui è cresciuto, e colpo di testa, il cross millimetrico è stato di Basso per il colpo di testa di Janko, che non lascia scampo al portiere Memo, che tra l'altro è un signor portiere del Sandonà di Piave, e allora muta la gara, cambia la partita perché va in vantaggio la formazione di casa con un bellissimo gol di Janko, che ancora scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori quest'anno, più che mai vivo, più che mai in forma, più che mai al centro dell'attenzione, al centro dell'attacco di questa squadra, di questa Eclisse, che veramente può ringraziarlo, perché veramente ha tolto molte volte le castagne dal fuoco in situazioni anche particolarmente difficili. E allora 1-0 con il gol che è arrivato all'11° minuto di gioco, ancora Janko che va in pressing alto a disturbare il tentativo di ripartenza da parte di Scroccaro, che milita sulla linea del centrocampo, ancora sulla destra, sta giocando prevalentemente sulla fascia destra del campo questo Sandonà di Piave. Entrano in due sul giocatore che andava a cercare di tenere palla e di trovare il guizzo giusto, palla che invece esce, ma l'ha toccata lui stesso, quindi nulla da fare, mentre spunta una bellissima luna in sottofondo rossa, una luna rossa che ci accompagna dopo questi 13 minuti di gioco qui al Comunale Raffaele D'Agostin di Pieve di Soligo. Della Colletta è pronto al rinvio, si è preso tutto il tempo utile e necessario chiaramente prima di rinviare questo pallone, che termina direttamente in fallo laterale. Non lo sfrutta nessuno e non lo sfrutta bene la formazione di casa, si arrabbia un pochino, sta gesticolando Fortunato perché non vede bene i suoi, allora li ha sistemati. È ancora bene, è ancora buono questo tentativo di andare in anticipo, però rimane a terra il giocatore dell'Eclisse, l'arbitro è lì vicino, ha potuto vedere che non c'è stata volontarietà nel fallo, anzi adesso dà subito l'ok perché il massaggiatore possa entrare in campo, fa anche piuttosto freddo, quindi i colpi si sentono maggiormente, le botte si sentono maggiormente naturalmente per quanto riguarda questi scontri. Centrocampo con Abčka, Stefani, Scroccaro, Mazzoni, insomma sono tutti giocatori che il Sandonà può far pesare, però fino a questo momento diciamo che tutte le azioni si sono sviluppate sulla fascia destra del campo. Ma Damuzzo a terra? 14° minuto di gioco, aspetto il fischio dell'arbitro, il giocatore
e allora si va ancora sulla fascia destra. Veglianiti si fa vedere Scrocaro. È buono il tentativo di far viaggiare Cadamuro, ma viene bloccato e capito dalla formazione di casa. Ancora spinge in avanti Abčka. Fortunato prova a verticalizzare, nulla di fatto, pallone che viene poi lasciato andare in fallo laterale. Riprenderà con un pallone che bisognerà andare a riprendersi con le mani. E poi pronto alla rimessa in gioco in questa fredda serata di dicembre qui al Comunale d'Agostin. Rimane per le terre proprio Janko, che è andato a prendersi un sandwich in mezzo a due giocatori del San Donà che gli hanno fatto sentire chiaramente il peso del corpo, però sembra bene. Palla per Damuzzo che la fa correre lunga per il portiere Memo, che è fuori dai pali. Ci prova Veglianiti a portare su i suoi. Fortunato indietro per giocare ancora su Abčka. Tutto su Donadello. E allora dal centro si riparte qui con un tentativo di provare ad aprire, a scardinare, come vi dicevo poco fa, fin dall'inizio della nostra telecronaca, l'apertura della difesa dell'Eclisse. La fa viaggiare alta, ma purtroppo fuori questo pallone, con qualche difficoltà. Demin, devono stare attenti, Demin, Mognon, Moretti, insomma Segat. È una formazione questa del San Donà di Piave che ha peso, insomma ha piedi buoni. Veglianiti che va tutto dalla parte opposta per trovare spazio, per trovare possibilità di entrare nella difesa della formazione di casa. Vedete però come la compagine di Stefano Della Bella si sia chiusa molto bene, quindi molto attenti, molto tranquilli. Per il momento non ci sono problemi, quindi hanno trovato anche il vantaggio. Quindi una partita che, per quanto concerne la formazione di casa, si è messa abbastanza bene, ma stiamo un po' zitti e vediamo che cosa succede. Fortunato indietro per Donadello, Abčka, e poi andiamo su Veglianiti, che è un po' il faro qui dietro per cercare di velocizzare. Scarpi è venuto a prendersi il pallone, poi ancora sulla fascia destra del campo, traversone lungo dove arriva Della Colletta, la tocca con la manona e la mette in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo della gara e arriva per la compagine del San Donà. Si è dovuto allungare Della Colletta su questo traversone lungo e insidioso che ha attraversato tutta l'area di rigore. L'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori che sono un po' a trenino, come si suol dire, adesso si lasciano andare. C'è Mognon che sta lottando con il suo diretto avversario, palla dentro sul secondo palo, arriva il colpo di testa di Janko in azione difensiva, poi cercano di prendere palla con De Zotti che non riesce invece a bloccare il tentativo di ripartenza del San Donà di Piave. Ancora sulla fascia destra del campo, colpo di testa di Mognon che arriva dove non arrivava Moretti, e allora ancora sì, una spinta in avanti da parte del San Donà che prova ad accelerare adesso. Bene questo pallone che termina altissimo sopra la traversa Della Colletta, e ripeto, lo ribadisco ancora una volta, tutto sulla fascia destra del campo. Si è giocato essenzialmente in questi 19 minuti di gioco proprio su questa fascia, dove probabilmente Giacomin insisterà e avrà detto di insistere per i motivi che saprà lui, riterrà opportuno
di perforare appunto la difesa di Pieve da quella parte. Adesso ci prova, smentito subito con Veglianiti che spinge in avanti, eccolo qui che va sul numero 3 Cadamuro per Scroccaro, viene anticipato questa volta Scroccaro che ha iniziato molto bene il match, prova a portare in avanti la propria squadra, il giocatore basso, nulla da fare. E allora tutto dall'altra parte, ancora una volta il Sandonà spinge sulla fascia destra, chiama Fortunato il pallone in mezzo al campo, però lo lasciano stare. Veglianiti, Scroccaro parte da dietro, Scroccaro ancora, prova l'appoggio con questa palla che arriva dentro, poi la allontanano quelli di Pieve. Veglianiti, c'è Giacomin che sta dando dei suggerimenti ai suoi giocatori, li vuole più alti, mi pare di aver capito, soprattutto le punte perché sono un po' strettine, qui vanno a nozze quelli di Pieve perché a questo punto non hanno creato poi più di tanto. Bravo Janko con lo stop di petto, pressing sul portatore di palla, adesso Janko che prova ad infilarsi il pallone che torna indietro su Mognon con qualche problema per Damuzzo e spizza via il pallone ancora per Abčka che lo dà dietro a Memo lo fa viaggiare ancora su Abčka, e allora andiamo ancora sulla fascia destra del campo tanto per non sbagliarci. Fortunato, Veglianiti viene a prendersi palla Cadamuro, converge, non trova varchi, non trova spazio, quindi dà palla indietro per Abčka che viene in avanti, ancora per Abčka che si ritrova il pallone tra i piedi, Fortunato a fianco a sé, lo lascia andare. Vedete come chiusa benissimo la formazione di casa in questo frangente, questo inizio di partita. Bravo Moretti a fermare tutto, Moretti che prova a ripartire, però non c'è nessuno, aveva intenzione di sventagliare dalla parte opposta, ma ha visto che c'era il vuoto e quindi nulla di fatto, ha tenuto palla e è andato meritatamente a prendersi anche il fallo e la punizione. Può girare con Demin che viene da Segat, De Faveri, Segat, De Zotti, fallo, ha cercato di appoggiarsi sull'uomo, non ha trovato l'appoggio, è andato per le terre, è così che si fa. Moretti la mette giù, Demin, Mognon, ancora Demin, sventagliata in avanti con il petto, cercava di far viaggiare De Zotti. Janko, vi ricordo, l'autore del gol all'11° minuto di gioco, partita che non è che stia offrendo grandi spazi, a parte il gol e a parte 1 o 2 accelerate, si sta giocando essenzialmente con il possesso palla. E bravo Scroccaro che mette dentro questa palla. Attenzione adesso per la formazione di casa, qualche problemino, viene a prendersi palla Manente, la gira bene ma blocca altrettanto bene Floris che prova a ripartire, subisce il fallo, forse no, l'arbitro dice di no, adesso sì in seconda battuta ma lascia il vantaggio e allora può ripartire, viene in avanti basso se non erro. Si allunga il pallone quel tanto che basta ad Abčka conquistarlo, poi c'è il fallo. D'altra parte non poteva fare altro, perché ha fatto anche bene a fermare la ripartenza lì, era De Faveri però. Riparte ancora Fortunato, la parte opposta. Gira palla ancora Fortunato, nulla,
palla che viene gettata fuori in avanti, più lontano possibile dalla porta difesa da Della Colletta. Ancora la spinta sulla fascia destra del campo, controlla molto bene la difesa di casa e allora c'è sempre il vantaggio meritato per il momento della compagine di Stefano Della Bella, l'1-0 con cui l'Eclisse è davanti alla formazione del San Donà. Janko chiamato al colpo di testa anche dal suo mister. Segat non trova spazio, va indietro da Della Colletta, deve stare attento, esce dai pali. Janko bravo, spizzata di testa, la mette giù molto bene De Zotti, poi la perde, non trova l'appoggio giusto per poter girare a destra o a sinistra e allora può ripartire ancora una volta la formazione di San Donà, bloccata sul nascere anche questo tentativo. Riparte Pieve, riparte il Careni che viene in avanti, l'Eclisse rischiosa questa palla, poi l'ha lasciata andare Floris, ma è ancora viva la difesa dell'Eclisse, un po' di confusione, però in qualche maniera riesce a far sua la palla. Bravo Mognon, tutto dalla parte opposta con Moretti che vorrebbe sventagliare ma ha paura di farlo e allora va su Floris che torna indietro, rischio in orizzontale con Segat che è attaccato dall'attaccante del San Donà, da Scroccaro, sempre lui lì davanti. Attenzione perché era partito, era buona questa azione del San Donà, se riesce sono guai perché si era spalancato il buco lì davanti. Buona anche questa azione di Pieve che ha messo in mostra veramente delle buone giocate, delle buone trame di gioco, soprattutto da parte di De Faveri in mezzo che si sta muovendo finalmente bene. E poi anche Basso che sta dando il suo appoggio. Qui Janko aveva capito che il pallone era troppo forte, aveva in un primo tempo mollato, poi aveva recuperato di nuovo, però c'era poco da fare perché il pallone era già andato via lontano. Veglianiti che con Abčka ha difficoltà a far ripartire i suoi, vede il movimento sempre sulla fascia destra e il pallone che finisce lì ancora a guadagnare con Stefani una buona rimessa in gioco con il pallone che ancora torna dalle parti di Veglianiti. Abčka, Donadello, Abčka, Scroccaro prova a partire ma è ben controllato dal suo diretto avversario. Bravo Segat in uscita, palla che rimane lì, poi si complica un po' la vita e la palla va. Rimessa in gioco sarà biancoceleste per quanto riguarda la formazione ospite che prova a buttare qualche pallone in mezzo all'area di rigore. Lo ha fatto pochissime volte in questo inizio di gara, pallone che viene allontanato dalla compagine di casa. Preda di Abčka che va a lavorare con Fortunato, Jacopo Fortunato non trova il pallone, voleva partire, si è rallentato, nulla di fatto. Ancora Donadello dalla parte opposta, sbaglia anche lui, allora può riprendere palla la compagine di casa che però vedete adesso quello che manca sarebbe l'appoggio a destra e a sinistra, dove purtroppo c'è un po' di paura, sicuramente anche la paura di esporsi, la paura di trovarsi poi troppo sbilanciata in avanti, però per il momento vita facile, diciamo così, per la compagine di Stefano Della Bella. Bravo Mognon, poi gioca ancora Floris per Demin, ma indietro su Della Colletta.
rinvio lungo della Colletta, la spizzata quel tanto che basta di Fortunato per mettere fuori in un primo tempo la palla a Damuzzo, che poi la cede a Floris, che va a prendersi il fallo. «29 minuti di gioco, sempre il risultato di 1-0 per la compagine dell'Eclisse Careni Pievigina, in vantaggio all'11° minuto di gioco con Janko, che ha sfruttato magistralmente una pennellata di basso sulla sua testa, il colpo a girare, fatto sì che Memo non riuscisse a deviare il pallone, a prendere il pallone e a parare. Fortunato in pressing in tre, in pressing alto, non riescono a guadagnare il pallone. Palla che va sulla fascia destra del campo, ancora spinta per una buona finta questa volta, il tentativo di andarsene non riesce, allora c'è la possibilità di ripartire, ma da dietro. Fortunato. Ci pensa un po' troppo il Sandonà prima di far viaggiare palla da una parte all'altra del campo, e allora Donadello ancora con Stefan. Buono, si è liberato benissimo, va al tiro, la palla rimane lì, attenzione con questo tentativo, palla che sibila non di molto al 31° minuto di gioco con il tiro, mi pare, di Manente, un tiro che termina fuori non di molto, però diciamo che sotto controllo l'attacco di Sandonà. Segat, bene De Zotti che provava a velocizzare per basso, per Janko che aveva ancora una volta intuito sul suo pressing micidiale lì in alto, aveva ancora intuito il passaggio dove sarebbe terminato. Molto bene Janko, che sicuramente ha segnato e sta segnando il match. Moretti si gira, prova a rinviare, il pallone rimane ancora in campo, allora prova a ripartire da centrocampo la compagine di casa, guadagna ottimamente un calcio di punizione. Senza paura sta giocando la formazione di Stefano Della Bella, che adesso si fa vedere fuori dalla panchina per dare delle indicazioni ai suoi. Moretti, siamo sempre fermi qui, abbiamo difficoltà a muovere il pallone in questo esatto istante. In effetti c'è stato il pressing ancora una volta alto di Mazzon, che è andato a prendersi questo pallone, poi il pallone ritorna ancora lì per la ripartenza affidata a Fortunato in mezzo al campo, prova a mettersi in proprio da solo, va sulla fascia destra del campo, mette giù questo pallone, ancora Fortunato, si alza un sombrero, non so se voluto o cercato, perché mi pare che abbia balzato male il pallone sul terreno di gioco. Anche in questo caso Fortunato non è stato proprio fortunato nel trovarsi la palla e può andarsene. Avanti ancora la formazione di casa con De Zotti per basso, bella l'azione sviluppata, il tiro di Floris, bella azione sviluppata in orizzontale, gioca bene questa sera. Non lo stiamo dicendo da tante volte, da tante partite, questa formazione, questa Eclisse Careni Pievigina oggi veramente sta giocando molto bene di fronte ad un avversario quotatissimo, secondo della classe. Si è portata in vantaggio all'11° minuto di gioco con uno dei suoi giocatori più in forma in questo periodo, ovvero Jürgen Janko, e adesso sta cercando di sfruttare al meglio questa situazione di vantaggio
Fortunato dalla parte opposta ancora mette nuovamente questo pallone. Bisogna stare attenti a questi tagli, a questi traversoni che sono molto belli. È un po' il gioco del Sandonà, il taglio di campo da destra a sinistra o da sinistra a destra per cercare l'inserimento delle due punte e l'inserimento appunto degli attaccanti. Fino a questo momento non avvenuto per un buon controllo di gioco da parte della formazione di casa. Rinvio oltre la metà campo della Colletta, attenzione perché si sono zuccati, come si suol dire, hanno battuto testa contro testa. Mi pare Janko ha avuto la meglio in questo caso, mentre il giocatore del Sandonà è rimasto a terra, poi si è rialzato. Janko va a chiedere scusa, ma nessuno di due aveva giocato sporco. Colpo di testa normale. Abčka rientra in marcatura su Janko, è un bel duello, i due si danno anche il 5, quindi nessun problema. Manovra il pallone ancora basso. Mognon, Segat, attenzione perché ha fatto correre questo pallone, rischio. Basso era riuscito a toccarla, a spizzarla, poi prende palla ancora a centrocampo la formazione del Sandonà che avanza con l'aiuto di Fortunato e poi di Donadello. Ancora Fortunato in bucata, però troppo forte, troppo veloce, palla che termina ancora dove il campo finisce. Adesso Fortunato ne approfitta per strigliare il suo compagno di fascia perché il pallone non è stato preso dal giocatore. Segat la butta in avanti per bravo De Zotti che la tiene. Sì, altrettanto buono anche questo tentativo di trovare Janko ancora una volta ben piazzato, e adesso Floris commette fallo sul suo diretto avversario per non permettergli di ripartire. Blocca lì la pressione con Fortunato che prende palla ancora, la gira su Veglianiti, indietro ancora. Janko aveva accennato il pressing, poi ha capito che sarebbe stato inutile perché il pallone era già arrivato a domicilio. In avanti ancora, azione sprecata dal Sandonà. Non è un bel Sandonà questo del primo tempo, sicuramente avrà qualche cosina da dire Giacomin negli spogliatoi ai suoi uomini, perché si sono fatti schiacciare, si sono fatti intimorire da questa buona eclisse che abbiamo visto in questi 37 minuti di gioco del primo tempo di questa fredda serata di inverno, fredda serata di dicembre. Prende palla ancora, la tiene, la conquista, bene, si gira bene Moretti. Janko che la tiene, ancora Moretti, poi in mezzo per De Zotti. Non era male il passaggio, si è accorto forse troppo tardi De Zotti di questo mezzo pallonetto che aveva invitato e che aveva inventato Moretti. Palla indietro per Della Colletta, cerca la spizzata ma non ci arriva. Floris perde il pallone poi nel tentativo di recuperarlo, ma c'è Fortunato lì in mezzo che tocca 1.000.000 di palle questo giocatore. Ha provato a mettere tranquillità, ha provato a mettere, eccola qui, ancora una volta sulla fascia destra del campo, può provarci ancora il Sandonà, raddoppio di marcatura, quindi devono tornare fuori i giocatori del Sandonà, tutto chiuso, si porta bene in alto la linea difensiva dell'Eclisse. Abčka, Veglianiti, era Scarpi che provava a portar palla, ancora Scarpi con l'ausilio di Scrocaro, nulla da fare, e allora
prova ancora Janko che danza sul pallone. Qui bisogna guadagnare un fallo, perché attenzione, perdere palla lì vorrebbe dire veramente farsi del male. De Zotti va in anticipo molto bene, Scarpi ha commesso fallo, dice l'arbitro. Davide Scarpi, un classe 97, l'arbitro che ne approfitta anche per invitare la panchina a stare zitti e tranquilli. 39 minuti di gioco. Bene anche l'arbitro, il signor Roberto Carrisi della sezione di Padova, che sta dirigendo molto bene, in tranquillità. Questa volta ha ragione ancora una volta, perché c'era il raddoppio, insomma qualche cosa si era visto. Meglianiti che fa viaggiare Memo, che va tutto dalla parte opposta per trovare Donadello. Non c'è spazio però, vedete, costretti ad andare su Fortunato, ma anche Fortunato poi con spalle girate non ha la facilità immediata di poter verticalizzare. Anche in questo caso deve inventarsi qualche cosina a Scroccaro per guadagnare una rimessa in gioco con le mani, che viene a battere Veglianiti. Scroccaro gli dà un pallone di ritorno bruttissimo, non da lui. 41 i minuti di questo primo tempo che se ne sta andando con il vantaggio imperioso, prepotente, valido, buono. Un po' di aggettivi per questa Eclisse che questa sera ci sta piacendo, è veramente una delle migliori partite sicuramente che sta facendo qui davanti al proprio pubblico e davanti naturalmente anche ad una grande squadra come il Sandona di Piave, che è seconda in classifica, che per il momento è sotto per 1-0. Aveva ragione Janko, perché il pallone l'aveva toccato il suo diretto avversario, quindi rimessa in gioco con le mani per quanto riguarda l'Eclisse. Addirittura il colpo di tacco di De Faveri, che non è riuscito a riconquistare palla. Attenzione alla ripartenza della formazione del Sandona, attenzione con Mazzon che si invola, poi viene bloccato e palla messa fuori, palla messa in fallo laterale. Gioca ancora il Sandona. Adesso si sentono le urla, cercato di andarsene da Muzzo, mi pare che sia, o De Zotti. Qualche volta le cose semplici sono le cose migliori, qui invece è andato a complicarsi per fare il numero, però sono questi i giocatori, insomma. De Zotti è uno che i numeri li avrebbe, no? Ce li ha, però poi magari li vuoi fare anche quando non è il momento di farli, come in questo caso. Questo è una brutta punizione, perché offre la possibilità al 43esimo minuto di gioco di mettere dentro un pallone pericolosissimo da parte di Fortunato del Sandona. Palla che va dentro, ancora attraversa tutta l'area di rigore, non la tocca nessuno, e in effetti l'arbitro ed il guardialine dicono che la palla non l'ha toccata nessuno di Pieve, e adesso finisce sul taccuino. No, aveva fatto la mossa di estrarre il cartellino giallo per Fortunato, ha capito forse che lo poteva ancora redarguire, ancora ammonire soltanto verbalmente, e così ha fatto. La palla scivola in fallo laterale, può giocarla Abčka, che va su
il suo compagno di squadra è destinato a portare il pallone. Fortunato chiama palla lì davanti, lo saltano, vanno su Veglianiti sulla fascia sinistra del campo. Adesso mi pare che si stia usando anche questa fascia un pochino di più, con scarsa fortuna però in questo caso perde palla Basso e De Faveri, presi in mezzo ai piedi buoni anche di Cadamulo, che gira indietro. Abčka per Donadello, poi subito per Fortunato. 44-31, manca pochissimo al termine del primo tempo. Un minuto da recuperare, dici? Parlo con il collega della tribuna di Treviso, Marco Mazzocco. Un minuto ci sarà sicuramente, perché il cartello è pronto da mostrare al pubblico presente, diciamo non eccessivamente affollata la tribuna. Un minuto, sì, non eccessivamente affollata la tribuna, però insomma è un fuori pallone e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco. È una serata infrasettimanale, è una serata freddissima e quindi immagino che sia un pochino più comodo e più tranquillo starsene davanti al computer a vederla in streaming attraverso i canali social di venetoglobe.com e di streamingsport.it, attraverso anche il canale social della società Eclisse Carini Pivigina. Palla che non parte ancora dai piedi della Colletta, quindi presumo che sarà qualche cosina in più del minuto da raccogliere, da far rispettare, però insomma 45-46 ci siamo. Vediamo se l'arbitro invece decide di andarsi a bere un tè caldo anche lui. Quelli della panchina del San Donà vanno già ad aprire gli spogliatoi. Eccolo qua, sì, allora ha dato una decina di secondi in più. Bene anche come arbitraggio in questo primo tempo, quindi finisce 1-0 per il momento dopo 46 minuti di gioco qui al Comunale Raffaele D'Agostin di Pieve di Soligo. La sfida tra Eclisse Carini Pivigina e San Donà di Piave, seconda della classe, che per il momento insomma non si vede, non si è vista, perché le migliori giocate le ha fatte la formazione di casa. Linea allo studio, ci risentiamo tra 15 minuti circa. Guarda che è la miglior partita. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Al comunale di Pieve di Soligo, e allora vediamo, c'è subito il cambio per la formazione di casa, e se non erro, no, esce De Zotti? È uscito vediamo. Allora 20 è Sakayeva, in effetti mi sembrava Sakayeva, e quindi esce il numero 10 De Zotti ed entra il numero 20 Sakayeva al primo del secondo tempo. È l'ultimo acquisto della compagine di casa, è l'ultimo acquisto, lo butta nella mischia e ne ha ben donde Stefano Della Bella. Vuol vederlo subito all'opera, tra l'altro in una partita veramente bella questa sera, dove vediamo Sakayeva per la prima volta, e potrebbe essere sono partiti a bomba i tre attaccanti della formazione di casa, sono partiti a bomba con Janko che cerca di incunearsi, viene fermato il rinvio pronto ancora della formazione di Giacomin, che butta in avanti la palla, la tengono quelli del buono Scrocaro, anzi era Scarpi. Può giocare ancora il pallone la compagine di Sandona di Piave, che butta però questo pallone in malo modo avanti, si ferma lì. Nulla di fatto, può respirare la compagine di Stefano Della Bella, che ha mandato a scaldare un altro uomo, oltre al cambio con Sakayeva, fuori appunto, come abbiamo detto, De Zotti, al termine di un primo tempo in cui non ha fatto malissimo De Zotti, però non è riuscito ad integrarsi, non è riuscito a far muovere come voleva nelle intenzioni appunto Della Bella i suoi avanti, e quindi ha provato il cambio, prova il cambio con Sakayeva, che arriva, l'ultima destinazione sua, l'ultima era il Vittorio Veneto, un Vittorio Veneto che sta lavorando ancora sul mercato, insomma ha portato a casa Maronilli dal Montebelluna, terzino che potrà dare una mano al Vittorio Veneto, insomma un Vittorio Veneto più che mai attivo quest'anno. E poi ha lasciato libero appunto Sakayeva, che tra l'altro mi dicono abbia avuto anche il Covid, quindi era da un po' che non giocava Sakayeva, e quindi si è liberato, ne ha approfittato, brutta questa palla, ne ha approfittato subito l'Eclisse, perché aveva bisogno come il pane di qualcuno che lì davanti, insomma, la porta la inquadrasse, la potesse vedere. Ed eccolo qui Sakayeva che va in pressing sul giocatore del Sandona, porta avanti palla, errore ancora, Moretti si allunga un po' troppo il pallone, poi cerca di rimediare, nulla di fatto. Pallone bucato? Proprio bucato, incredibile. Moretti ci ha dato una tacchettata violentissima, prima volta che vedo un pallone che si sgonfia completamente, infatti ridono un po' tutti perché questo pallone insomma ci ha lasciato le penne, che è proprio il caso di dire.
Viene in avanti ancora il Sandona, che non ci sta chiaramente ad essere sotto di un gol trovato all'11° da Janko, ma riprende ancora palla la formazione di casa, che prova a ripartire, lo fa con Floris un pochino lento, bisogna portare via il pallone della... Poi in difficoltà Moretti in questo inizio di secondo tempo sulla sua fascia di competenza, sbaglia ancora. Va al raddoppio di marcatura con il tocco ultimo del Sandona di Piave. Moretti può respirare un pochino, prendere palla, poi la cede al suo compagno di squadra e in avanti ancora, però adesso è troppo schiacciato l'Eclisse. Chiaramente il Sandona deve tentare, attenzione, viene in avanti ancora con questa palla messa dentro, molto bene, c'è il gol e c'è il gol trovato sul cross, mi pare di Scroccaro. Sì. Il numero 10 è andato a Scarpi, quindi al 4° minuto del secondo tempo, cross delizioso di Scroccaro. In scivolata arriva Scarpi e c'è il gol che riapre la partita, riapre il gioco ancora in avanti. È un Sandona che adesso si getta in avanti subito, ancora la possibilità di andare al tiro. Vediamo il numero, era? Sì, quello laggiù in fondo è un altro tiro da segnare con il calcio d'angolo per la formazione del Sandona di Piave. A calcio d'angoli siamo 2. Calcio d'angoli 2 con il pallone che era già uscito. Chi dicevi? Scroccaro ha tentato il tiro ancora proprio una manciata di secondi dopo aver trovato il pareggio, con parata e deviata in angolo. Peccato, perché era partito, adesso vedete che come la difficoltà di trovare la quadra subito dopo aver beccato il gol stia compromettendo un po' questo secondo tempo. Parecchi falli, è iniziato benissimo la formazione di Giacomin, che abbiamo visto gioire in mezzo al campo prima con i suoi ragazzi. È stata una bella giocata, un po' si assomigliavano anche i gol segnati. Cross da questa parte, cross dalla destra per la testa di Janko nel primo tempo, cross di Scroccaro dalla destra e scivolata ancora una volta di Scarpi, che è andato a segno per il pareggio. L'1-1 che riapre la gara, riapre la partita. D'altra parte era un po' capibile e auspicabile che il Sandona di Piave si facesse vedere qualche cosina in più. Attenzione, buona questa palla per Sakajeva che arriva e tocca con le mani. Vabbè, qui la rivedremo questa immagine. È stata un'azione, Memo si arrabbia perché giustamente forse l'ha presa con la testa, come diceva il collega Mazzocco. E allora, però bellissima questo tentativo di lanciarsi di Sakajeva. Adesso l'arbitro va a redarguire Della Bella, che ha guardato subito se era dentro nella zona di competenza, ci stava, e quindi è espulso? No, lo ha richiamato, insomma deve stare zitto, ci pensa lui, gli avrà detto, quindi nessun problema.
Attenzione, ancora riparte l'Eclisse, adesso la partita si è un pochino innervosita, bisogna non cadere in queste provocazioni. Poi il pallone calciato da Florist stava per arrivare quasi in cabina stampa, e allora pallone che viene gettato via. In avanti, Janko la mette giù, molto bene, va a cercare di trovare lo scontro e il fallo, non ci riesce, poi il fallo lo commette Moretti, che deve stare calmo, tranquillo. Commesso fallo, lascia lì, stai fermo. Moretti poi quando si agita diventa pericoloso, quindi tranquillo. 1-1 il risultato, è cambiata la gara nuovamente, è cambiata la partita e c'è sicuramente un miglior San Donà in questo secondo tempo appena iniziato da 9 minuti, e la formazione di casa non deve perdere questi palloni, soprattutto non deve dare spazio. C'è il fuorigioco, si alza la bandierina, adesso comincia la paura, adesso comincia la tensione qui al comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove l'1-0 per molti minuti avuto dalla formazione di casa aveva un po', diciamo, illuso che il San Donà fosse quello visto nel primo tempo, invece così non è. Pur non avendo fatto granché in questo secondo tempo, ha trovato subito il gol che ha riaperto la sfida, pallone che era fuori, non è riuscito Stefani a rigiocarla, e allora può andare in avanti ancora la formazione di casa con questa palla per Janko, che comincia a farsi sentire anche con l'arbitro, animi surriscaldati. Brutto questo fallo di Damuzzo su Manente. L'arbitro adesso deve dimostrare di avere saldamente in pugno la gara e non farsela scappare. Tutto dalla parte opposta sull'1-1 per il momento, 10 minuti nel secondo tempo, partita che si è animata, partita che si è riscaldata, non sotto il profilo dei gradi, perché fa veramente freddo qui a Pieve di Soligo questa sera, e allora gioca con le mani, no, sceglie di andare al rinvio Memo, scusatemi, Della Coletta, rinvio oltre la metà campo, quasi una bella zuccata per tentare di far viaggiare Janko, ma non ce la fa Moretti a permettere la deviazione, permettere di viaggiare al suo bomber. Raddoppio e fallo, adesso l'arbitro non ne fa scappare una, ma non è questione che l'arbitro abbia cambiato modo di arbitrare, è questione che la formazione di Stefano Della Bella sta provando a usare un po' le maniere forti, perché ha capito che il San Donà di Piave, insomma, si sta affacciando prepotentemente verso la porta difesa da Della Colletta. C'è Jacopo Fortunato pronto al tiro, meglio pronto a suggerire questo lancio in mezzo all'area di rigore. Va al tiro, ma è troppo citofonato, nulla di fatto, e allora Sakayeva viene a prendersi il pallone, lo stoppa, lo mette a terra, vediamo, dà al suo giocatore di rispetto, di fascia, che è Moretti, che ha iniziato questo secondo tempo con il piglio un po' sbagliato. Moretti deve stare attento, non farsi prendere dall'ansia e dalla difficoltà.
tutto dalla parte opposta, ancora due uomini saltati come birilli, poi adesso sta soffrendo la formazione aia per Janko che ha tirato la gamba. Movimento stranissimo di Janko che però non si tira indietro, va a commettere fallo sul ritorno in difesa, però deve stare attento perché ho visto questo movimento della gamba, non so se l'abbia fatto apposta o cosa, però pericoloso. E Fortunato è lì ancora sul pallone per suggerire, vediamo, c'è pronto un cambio per Della Bella. E vediamo se ho visto giusto che Janko potrà lasciare il campo, aveva cercato il tunnel, riuscito parzialmente, poi il lancio in avanti, però attenzione adesso, vedete com'è cambiata la partita tra il primo e il secondo tempo. Prima questi lanci l'Eclisse non li faceva mai, o se li faceva erano pescati giusti per Janko e per De Zotti, pallone che cerca di correggere in fallo laterale sul tocco maldestro vediamo. Eccola, no, non l'ha preso, sì, hai ragione. Stavamo osservando la ripresa del fallo del tiro prima di Sakayeva sul portiere, molti avevano gridato alla mano, ma così non è stato, ha visto bene l'arbitro. Eccolo qui, identica situazione, ancora una volta la compagine di casa sfrutta ancora una volta questa fascia, la fascia destra che nel primo tempo avevamo criticato perché aveva portato poco o niente, adesso ha portato 2 gol, ancora una volta vediamo di capire di chi è stato il cross dalla destra e il colpo che è arrivato, mi pare di Scarpi ancora, che abbia Scarpi la deviazione forse per il gol, intanto segniamo, poi c'è il cambio nelle file dell'Eclisse e in effetti avevo visto bene, avevo visto giusto, quindi non ce la fa Janko al 15° del secondo tempo, fuori Janko, dentro il numero 18, spero che non sia nulla di grave per Janko, ma ho visto un movimento stranissimo della gamba mentre correva, ha voluto forzare e adesso c'è il sorpasso da parte del Sandona di Piave. Come è strano il calcio, signori. Moretti che cercava di andarsene in dribbling, non riuscito, adesso bisogna recuperare, adesso bisogna ritornare sotto e lo deve fare la formazione di casa. Se prima era il Sandona che doveva recuperare, ora lo fa e lo deve fare la formazione di casa, con Moretti che prova ad andarsene cercando il tunnel nei confronti del suo diretto avversario, non ci riesce, palla che comunque rimane ancora tra le mani di Moretti per la rimessa in gioco con le mani. Sakayeva cerca di controllare in 2 occasioni, non riesce a farla sua, Mognon la rimette lunga ma è ancora il giocatore del Sandona che va a riprendersi il pallone della colletta, il rinvio, Moretti che salta a vuoto, poi dietro per Demin che la butta in avanti ma è un po' frastornato, Abčka, ci dicono appunto il gol, quindi è arrivato da dietro il gol con Ashba, poi ci informeremo meglio, andremo a verificare meglio. Groviglio di uomini nell'occasione del gol, dell'abbraccio, però è stata una gran bella azione quella del Sandona di Piave, che 2 volte ha riaperto qui sulla destra andando a centrare l'obiettivo, ha riaperto la partita e adesso la sta portando sui binari che vuole. Scarpi
poi il tentativo di andarsene ancora su Manente, non riesce a prendere il pallone. Adesso le due punte davanti sono Band e Sakayeva per la formazione dell'Eclisse. Band e Sakayeva, fortunato sul pallone, serve Manente, poi si gioca ancora con Donadello, tutto dalla parte opposta, chiamava palla e adesso il Sandona ha preso decisamente le redini dell'incontro in mano. Dopo un primo tempo dove non c'era piaciuto per niente, c'era molto piaciuta invece l'Eclisse, ma vedete come il calcio è strano, stranissimo e può cambiare da un momento all'altro. Segat lancia lungo per trovare Band, va per le terre e allora si rigioca ancora con Floris. Moretti che aspettava la sovrapposizione, poi il pallone lo mette in mezzo, va a commettere fallo e adesso finisce sul taccuino. Moretti ammonito. Moretti ammonito. Ritorna in posizione Moretti. C'è un cambio ancora nelle fila della formazione di casa, viene effettuato subito, entra il numero 14 Angelo Casagrande, esce De Faveri, vediamo esce il numero 8 De Faveri in effetti al minuto, andiamo a controllare il nostro minuto, 19° minuto del secondo tempo, quindi fuori De Faveri e dentro Casagrande Angelo con il numero 14. Professa calma Giulio Giacomin dalla panchina. Dopo aver trovato il vantaggio la formazione del Sandona di Piave ha costretto naturalmente i pievigini ad arrancare, lo si sta vedendo in netta difficoltà in questo inizio secondo tempo, dove ha cambiato totalmente il registro la formazione ospite. Viene in avanti ancora il Sandona, butta dentro una palla, riescono a deviarla quelli della difesa dell'Eclisse Careni Pievigina, che prova a ripartire poi, ma ormai è anche lunga la squadra, si è un po' allungata con metri tra un reparto e l'altro. Cerca di mettere a terra il pallone, guadagna un'altra rimessa in gioco, può andare ancora a cercare di portare il pallone il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Demin, Floris, sbagliato il ritorno, si aprono ancora le praterie con la scivolata di Capitan Mognon, poi l'arrivo in scivolata per quanto riguarda Mognon. Si è fatto male, vediamo. No, fortunatamente no, forse crampi su questa scivolata. È stato questo. Era il numero 9, Mazzon al 21° del secondo tempo. Mazzon anticipato dalla difesa. Rischio per la compagine di casa, calcio d'angolo, qua c'è il fallo sul portiere, quindi annotiamo un altro calcio d'angolo ed è il terzo per il Sandona di Piave, quarto per il Sandona di Piave, mentre l'Eclisse ne ha battuti 1-0. Mognon. Sì, se ne va molto bene Floris, prova a manovrare,
ancora prova ad andare avanti l'Eclisse, che adesso ha qualche difficoltà maggiore rispetto al primo tempo. Nemin, verticalizzazione buona, ma la palla poi va fuori. C'è il tocco di un difensore del San Donà con le mani Moretti, che vuole andare e ci riesce da Sakayeva. Moretti la mette dentro, a un buon cross. Moretti, il colpo di testa è una sponda, non arriva Sakayeva in tempo per cercare di metterla dentro di nuovo. E allora si ripartirà con una rimessa dal fondo effettuata dal portiere Memo sul proprio giocatore. Viene a prendersi il pallone Stefani, lancio lungo molto bello di Stefani che va su Scroccaro. Scroccaro punta l'uomo 1 contro 1, fermato in prima battuta, poi riparte Scroccaro, raddoppio di marcatura su Scroccaro, la palla arriva su Mognon che si permette il lusso in area di prendersi un dribbling rischiosissimo, però fatto bene, e allora prova a ripartire ancora la formazione giallorossa con un uomo che rimane a terra ed è Damuzzo, mi pare, no, Floris colpito da crampi, pensiamo, oltre che da una botta in questo crampi per Floris. Si sente tutta la stanchezza chiaramente di questa gara dopo un primo tempo che è stato uno dei più bei primi tempi, o uno dei più bei spezzoni di partita che ricordiamo qui dal Raffaele D'Agostin per questa annata. Moretti che prova ad andare in pressing, viene tagliato fuori, deve rientrare precipitosamente, attenti a Fortunato, poi è bravo l'1 contro 1 a bloccare tutto, e allora può ripartire ancora una volta la formazione di casa, che però spreca questo tentativo di ripartenza perché sbaglia il passaggio Floris. Mognon la riconquista, la palla la mette giù con Segat che guarda la posizione dei suoi, poi Mognon, Demin, Moretti in questa posizione intermedia, che è una posizione in cui non si capisce se deve stare per forza dietro oppure se può anche andarsene. L'arbitro non fischia nulla in questo momento, sta lasciando giocare a terra, un po' di confusione. La riprende l'Eclisse, sventagliata ancora in avanti, arriva a gettarla in fallo laterale. Viene in avanti, va per le terre Damuzzo, e allora c'è il fallo di Scroccaro. È una punizione che potrebbe essere sfruttata bene dalla compagine di casa in maglia rossa. Vediamo che cosa nasce da questa punizione. 9:15 per due uomini in barriera che vuole Memo. Vuol vedere partire la palla, quindi tra poco si sposterà nell'altro angolo. Due in barriera, tutti all'interno dell'area di rigore, rimane solo Segat fuori, tranne con Floris. Moretti che si è girato verso la panchina aspettando qualche suggerimento. Il tocco di Moretti per la battuta di Band che termina fuori, nulla di fatto, peccato. Ancora Moretti che guarda verso la panchina, non so se sia lui quello incaricato ad uscire o cosa, perché sta dialogando con la panchina. Mognon di prima intenzione sbaglia anche lui, e allora riprende il pallone Scroccaro, la palla rimane lì, va a riprendersela e va a prendersi anche il fallo Scroccaro, e allora c'è il cambio con il numero 15 che è Francesconi, vediamo al posto di chi. C'è il cambio che adesso
esce Damuzzo, esce Floris al minuto 28, siamo quasi al 11-15, quindi fuori Floris, dentro il numero 15 Francesconi Lorenzo, mentre esce il 9 ed entra il 17 per quanto riguarda il San Donà, quindi fuori Mazzon, dentro il numero 17 Momente. È il primo cambio per la formazione di San Donà. Primo cambio per la formazione di San Donà, che butta nella mischia il numero 17 Davide Momentè, classe 2004 addirittura, per Francesco Mazzon, che è pure lui un 2004, quindi cambio di under. Va a prendersi il pallone in presa aerea della Colletta, rilancio lungo per Sakayeva che è lì da solo, però deve lottare, è la spinta di Sakayeva, lieve ma c'è stata, peccato perché questa volta l'arbitro l'ha vista e quindi nulla di fatto. Spinge ancora Moretti che va per le terre, un grido straziante, ma pensiamo che non si sia fatto nulla e in effetti è così, fortunatamente. Il calcio è fatto anche di questo, Gli altri sport non li vedi questi atteggiamenti, nel calcio invece, per carità, poi la partita adesso non è più bella, non è più bella come nel primo tempo. L'Eclisse ci sta mettendo un po' di grinta, un po' di cattiveria, perché ha avuto il pareggio, ha avuto il sorpasso, non l'ha presa molto bene, chiaramente, e allora prova a tamponare queste falle con diversi falli che ha commesso, anche con un pizzico di cattiveria, che per carità ci vuole, però attenzione. Ashqua. Che problema per Stefani di liberarsi del pallone, va in avanti ancora con Donadello che viene a fermare il gioco. Mognon, Segat, la mette lì, cerca di andare, guadagna ancora una rimessa in gioco con le mani. 31esimo, passata da un minuto la mezz'ora qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove dopo il vantaggio nel primo tempo c'è stato il pareggio nel secondo e il vantaggio. Adesso arriva anche la freschezza maggiore della formazione del San Donà di Piave, mette dentro un pallone incantevole, ha fatto 40 metri. Ha fatto 40 metri che il giocatore del San Donà di Piave ha cercato di tagliarlo, di segarlo. C'è chi? Demin viene ammonito. Ha fatto una fuga incredibile. San Donà che sta dimostrando di essere più in forma, sicuramente più in forma fisica, diciamo. Deve aspettare il fischio dell'arbitro. Palla indietro ancora, la si gioca con Stefani che non riesce ad andare sul suo compagno di squadra, poi adesso prova a giocare lì per guadagnare. Bella questa palla messa dentro ancora da Scarpi,
poi si cerca di trovare il pallone, Mognon è fuori dalla sua area di rigore, va a commettere fallo ma l'arbitro lascia continuare per il vantaggio, e allora Sakayeva anticipato, anzi era Band anticipato dal suo diretto avversario di ritorno, nulla di fatto con i minuti che scorrono, e adesso naturalmente sono 32 quelli di gioco nel secondo tempo. Altro fallo dalla parte opposta, l'arbitro lascia correre un po' tutto adesso per il vantaggio, ma questa volta è andato giù senza che nessuno lo toccasse, forse c'era il fallo in precedenza, l'arbitro l'aveva lasciato per il vantaggio. Poi nulla di complicato nel far ripartire la formazione di casa, con Mognon che va da Segat che sventaglia in avanti per trovare Sakayeva, che adesso subisce il fallo. No, l'arbitro dice che non c'è niente da fare e non c'è nessun fallo, quindi può ripartire ancora il Sandonà. Cerca l'anticipo ma trova soltanto la gamba da Muzzo, viene ancora Croccaro a spingere, palla che rimane lì, spinta. Adesso non è una bella partita, anche Fortunato va in scivolata per mettere fuori questo pallone. Adesso non è una bella partita, sì, da nessuna delle due parti. Era Manente in precedenza che aveva provato ad andarsene sulla fascia di sua competenza. Ancora un pestone per il giocatore del Sandonà di Piave, era Scarpi che sta zoppicando. Tutto dalla parte opposta, il capitano Mognon a far viaggiare i suoi per trovare ancora la possibilità di andare sotto porta per impensierire Memo, che nel secondo tempo mi pare che non abbia toccato palla. Segat sventaglia per Band che fa il ponte, troppo facile. Troppo facile questo fallo. Viene in avanti il Sandonà di Piave, adesso c'è qualche battuta, qualche sfottò anche in tribuna, tutto nel massimo rispetto. Comunque tocca l'arbitro, sì, allora si dovrà ripartire con l'arbitro che scodellerà il pallone, farà viaggiare ancora la formazione di casa per la spinta in avanti di Demin. Non trova uomini che si stanno muovendo, è chiusa la compagine di Sandonà, ma è chiusa soprattutto la spinta offensiva, adesso spenta completamente, della compagine di casa, che dopo il 2-1 ha subito il tracollo. Diciamo che c'è poco da fare a questo punto, il Sandonà ha preso in mano le redini della partita. Soltanto un episodio potrebbe, mamma mia, Memo fa tremare oltre che noi anche gli spettatori presenti di fede sandonatese. Mognon la tiene giù, bravo con il petto, può andarsene in avanti. L'appoggio di petto ancora con Moretti che viene a sostegno, Sakayeva che cerca di girarsi, riesce anche a farlo, Band che non trova più il pallone che rimane lì. Peccato, perché era una buona occasione, se fosse riuscito ad appoggiare a Moretti era già pronto per effettuare il traversone. Moretti con palla tra le mani cerca un compagno libero, difficile da trovare, si avvicina Band, non gliela dà. Adesso arriva a scambiare con il reparto difensivo Mognon, tutto dalla parte opposta per Segat, la palla era già fuori, dice il guardieline, dice il signor Zanin della sezione di Vicenza, mentre quello posizionato sotto la tribuna è Paolo Ndoia della sezione di Bassano del Grappa. L'arbitro è Roberto Carrisi della sezione di Padova, che
quando nel secondo tempo la partita si è fatta più rude, più bruttina. Ha fatto capire che insomma non scherzava e ha combinato qualche cartellino, lo ha sventolato ai giocatori per far capire che insomma non si dovevano fare certe cose. Fuori gioco, Mognon voleva guadagnare un po' di metri, li guadagna ugualmente, però insomma c'è il cambio adesso che Giacomin vuole effettuare. Il tecnico della formazione ospite viene avanti ancora, il pallone lo perde e c'è il dentro il pallone, una mezza rovesciata molto molto bella per il pareggio, il 2-2 con questo pallone che viene sfruttato ottimamente. Un momento particolarmente brutto della gara viene coronato al 38esimo minuto di gioco dal gol che dà il 2-2 alla compagine di Pieve di Soligo. Compagine di Pieve che raggiunge il pari e allora il gol Basso. per Basso, gol di Basso di pregevole fattura, anche perché riesce a colpire di prima intenzione. 39esimo minuto di gioco, 38esimo, un gol importante che sta a significare come l'Eclisse non vuole mollare questa partita. Era andata nel disarmo, era andata nella confusione dopo il sorpasso. Attenzione, prova a rimettersi in moto la formazione di casa, che adesso ha colpito a freddo la compagine di Giacomin, che è un pochino arrabbiato sulla panchina del Sandona di Piave, pronto ad effettuare un altro cambio. Sta per entrare il numero 16 che è Santo Edoardo, un 2001, esce il numero 7 Stefani. Allora al minuto 41esimo, sì, 40esimo, quindi fuori Stefani, dentro il numero 16 Santo con il pallone che adesso è ancora in possesso della formazione di casa, che ha trovato un pari veramente incredibile, un gol di Basso molto molto bello, che ha trafitto Memo, non ha potuto fare nulla e nulla di complicato per quanto riguarda la formazione di casa, che dopo essere andata in affanno ha trovato questo gol che adesso ha riaperto la voglia di provarci nuovamente. C'è il salva il calcio d'angolo, può ripartire il Sandona, però perde palla, attenzione lì, e perderla veramente, ma guadagna il calcio di punizione. È pronto con un altro cambio Giacomin a vorrà far entrare sul campo anche Tommaso Carli, un classe 2002. Vediamo al posto di chi, tra poco lo sapremo. Mancano 5 minuti al termine più eventuale recupero, e ci saranno 2 da una parte, 3, tra poco 6 cambi in totale. Insomma, ci saranno 3 o 4 minuti da recuperare senza dubbio anche per questo secondo tempo, dopo che nel primo se ne sono recuperati 2, 1 anzi. Si è smarrita un po' il Sandona di Piave, ha trovato fiducia l'11 di casa, che adesso deve stare attento a non farsi mettere sotto nuovamente dai sandonatesi, che dimostrano di aver subito questo gol, questo pareggio, questo 2-2, dopo che era andato in vantaggio con il 2-1 la compagine di Giacomin. Si è fatta rimontare, si è fatta trovare scoperta su di un tiro molto molto bello di Basso in area che ha freddato Memo. Viene in avanti, c'è punizione adesso sta girando tutto per il meglio per la compagine di casa. Fuori il numero 10 Scarpi al 42esimo minuto di gioco, sì, 42 del secondo tempo. Fuori Scarpi, dentro il numero 18 Tommaso Carli, e punizione
da battere per la compagine di casa. C'è sulla palla il sinistro, il mancino di Moretti. Sono 3 gli uomini rimasti nella metà campo, 3 uomini in maglia rossa. È entrato Mognon per cercare di sfruttare la sua elevazione, colpi di testa in area è terribile Mognon, e allora la mette dentro. È buona la palla con questo Memo che è altrettanto buono, pallone ancora, capita. Qualche cosa c'era stato, però mi pare che gli abbia sparato anche addosso. Volevano il fallo di mano di un giocatore del San Donà, quelli della formazione di casa, e allora riparte ancora la compagine di Giacomin. Fermato, non c'è fallo. Sì, c'è il fallo invece su questo tentativo di ripartenza. Deve stare attenta l'Eclisse. Sarebbe un punto importante questo raccolto, 3 erano importantissimi, questo un punto sarebbe importante ugualmente per la formazione di Stefano Della Bella, che, attenzione, il colpo di testa di Segat, deve metterla a terra, deve fermarla, deve provare a giocare, invece la butta via, e allora riparte ancora il San Donà, che sembra abbia riordinato le idee dopo aver subito il pareggio. Il 2-2 esce bene Della Colletta in scivolata e va a prendersi questo pallone tra le braccia, non lo mollerà più, e allora sono i minuti, vediamo quanti ne concede, secondo me 3 o 4 minuti, 43esimo, 44esimo minuto di gioco, vedremo, si giocherà sicuramente. E qui c'è un colpo alla testa, Qui c'è un colpo alla testa, ha avuto la peggio ma fortunatamente non è successo nulla per quanto riguarda il giocatore del San Donà, che si è rialzato immediatamente. Viene in avanti ancora Manente, bloccato, e gli viene deviata la palla, poi è l'ultimo lui a toccarla, quindi nulla di fatto, palla che rimane tra le mani di Moretti, che prova a pescare qualcuno dei suoi. Viene in avanti ancora, 4 minuti, avevamo visto giusto, 4 minuti da recuperare per il secondo tempo. Si giocherà fino al 94esimo minuto di gioco con Jacopo Fortunato che subisce fallo lì in mezzo, però a questo punto, scusatemi, a costo di sembrare cattivo, però insomma era l'unica cosa che poteva fare, devi fermare sul nascere. Poi un giocatore come Fortunato, che insomma ancora mette avanti palla, ha guadagnato un po' di metri, poi sposta di un paio di centimetri, quindi ha guadagnato, ha fatto del suo. Jacopo Fortunato ancora chiama lo schema, alza il braccio, vediamo se la mette dentro, sì, esce Della Colletta, bravo Della Colletta in presa alta, prende questa palla molto bene, allora prova a far ripartire i suoi, viene in avanti ancora Band, se la allunga, poi riesce a mantenere il pallone, la palla che gli sfugge via, l'ha perduta in malo modo Segat di anticipo. Bisogna andare, qualcuno deve andare lì per quanto riguarda i rossi di casa con questa palla. C'è il miracolo di Della Colletta sul colpo di testa di un giocatore della formazione ospite, il colpo di testa ancora per trovare il gol. Veramente Della Colletta salva tutto Della Colletta, paratona, che veramente può dire stop a questo colpo di testa del giocatore che tra poco andremo a scoprire.
colpo di testa meraviglioso, ma altrettanto meravigliosa è stata la risposta della Colletta, che ha salvato per il momento il risultato, ma pensiamo che lo possiamo dire, è un risultato 2-2 che fino a questo momento sta scaturendo qui al Raffaele D'Agostin di Pieve di Soligo, importantissimo per la compagine di casa, che andrebbe a prendersi un punticino, muoverebbe ancora la classifica, mentre per quanto riguarda il San Donà di Piave salirebbe a 28 punti in seconda posizione in solitaria, però non riesce nel sorpasso che gli sarebbe stato garantito dalla vittoria e dai 3 punti appunto della gara, della vittoria eventuale. Ancora in avanti la formazione di San Donà, bloccata sul nascere, un po' di confusione, palle che volano altissime, c'è soltanto la volontà di finire questa gara. Si arrabbia Giacomina a bordo campo davanti alla sua panchina, la mette lunga il traversone, poi il pallone che rimane lì per il tentativo di Sakayeva di andarsene. Buono anche sbaglia l'anticipo un giocatore della formazione di Stefano Della Bella, che è davanti alla sua panchina, pensiamo agitatissimo, perché partita che si era messa bene, un bel primo tempo, un ottimo primo tempo, poi al rientro dagli spogliatoi botta e risposta del San Donà di Piave. Attenzione, non bisogna farlo tirare, perché ha un bel tiro a giro, poteva anche starci. Allora dalla parte opposta, vi dicevo, rientrati dagli spogliatoi, botta e risposta per il San Donà di Piave, che ha fatto un 1-2 terribile, piegando le gambe alla compagine scusate, ma è stato bravissimo Della Colletta, perché ha preso palla in volo, si è girato, ha rischiato di perdere il pallone, poi l'ha ritrovato, tutto nell'arco di un centesimo di secondo. Sicuramente è stata una partita che termina qui 2-2 il risultato, e Clisse Careni Pivigina e San Donà di Piave terminano sul risultato di 2-2, un risultato di parità che va bene sicuramente alla formazione delle Clisse Careni Pivigina. Un po' stretto sta forse al San Donà di Piave, che ha dalla sua però un bruttissimo primo tempo, e questo l'ha pagato. È tutto per questa sera, una fredda serata qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, dove c'è stato il recupero dell'11ª giornata del campionato regionale di eccellenza. La linea ritorna definitivamente allo studio. Buona serata. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.